Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine che è molto usato nel campano, non credo neanche solo nel napoletano, ma fuori dal napoletano è assolutamente sconosciuto. Mi sono trovato varie volte a utilizzare questo termine in contesti non napoletani e vedere le persone assolutamente stupite di utilizzo di questo termine. Il termine in questione è incignare. Con il termine incignare si intende soprattutto indossare per la prima volta un vestito nuovo e per traslato cominciare, dare inizio a qualcosa. L'origine deriva dal tardo latino encaniare, che vuol dire inaugurare. Il termine deriva a sua volta dall'encainia, che deriva dal greco enkainia, che sarebbero le feste inaugurali, e principalmente dall'aggettivo kainos, che vuol dire nuovo. Si incigna soprattutto o il vestito della festa o il vestito del matrimonio, perché il vestito del matrimonio, soprattutto per quanto riguarda le tradizioni napoletane, soprattutto per la sposa, si spera, sia un vestito che viene utilizzato una volta sola. O in alcune determinate ricorrenze particolari, se un vestito una volta sola lo si compra fresco di pacca, nuovo proprio di acquisto, e a quel punto si incigna il vestito nuovo. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!